Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'aspetto del calciomercato Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. Dopo il video del pronostico dopo il video, scusate, dei risultati di Udinese Bologna e Cagliari Genoa, vi ritrovo qui con la storia del Manchester United. Un piccolo informazione, un'information che questo video non uscirà più alle 15:30 ma che alle 40 perché ho fatto un poco tardi nel caricare il vecchio video, quello là dei risultati e quindi ho perso un po' di tempo per caricarlo e a montarlo. Però vabbè, vabbè, allora, partiamo subito e cerchiamo di non far tardi. Allora, il Manchester United come Manchester City, come vi ho detto nel video di prima, c'era già diciamo, dei gruppi, dei clan di persone che andavano a combattere ogni settimana, che combattevano nei quartieri, in alcuni quartieri molto affamati di Manchester e molto affamati di Manchester e morivano in molti e tramite intanto il Barcellona ha vinto contro l'Athletic Bilbao 2-0, però vabbè, in questi quartieri molto malfamati ci stavano appunto questi clan che combattevano e chi vincevano, tra virgolette, governavano il posto per una settimana. Poi una delle chiese si sono riunite e hanno fatto appunto delle squadre di calcio a 11, a 11 perché poi sono diventati i futuri, i nostri Manchester United, Fulham, non solo a Manchester ma anche in altre regioni, Newcastle, Manchester City e roba varia. Allora, il Manchester United è stato fondato nel 1878, inoltre una ventina d'anni prima del Manchester City, che è stato inventato nel 1892, quindi è stato creato 14-15 anni prima del City, più o meno, eh. Poi non fate tanto conto su quello che dico, dovrebbe essere così, però vabbè. Poi l'allenatore il presidente, scusate, il presidente i presidenti del Manchester United sono i fratelli Glazer, e i proprietari sono degli americani, sono un'azienda, no, un'azienda, sono dei miliardari americani che non so pronunciare il nome, quindi non vorrei dirlo. Poi l'allenatore al momento è Ruben Amorin. Giocano appunto in Inghilterra, a Manchester. Il campionato attuale del Manchester United è Premier League, ricordando che l'anno passato il Manchester United è arrivato in finale di Europa League contro il Tottenham. Beh, però arrivando 17esimo, 18esimo, cioè addirittura, cioè non so questi come hanno fatto ad arrivare in finale di Europa League con il Tottenham che è arrivato pur 18, una posizione dopo di loro. Però, vabbè. Invece gli scudetti nel Manchester United sono 20 che il record che hanno cioè in pratica sono come la Juventus inglese, no? Che è la squadra con più scudetti della nazione, no? Perché il Manchester United ha 20 scudetti, ve l'ho detto, insieme al Liverpool sono le due squadre con più scudetti in Inghilterra.
Questo qua era un aneddoto così. Intanto il Barcellona ha segnato di nuovo il terzo gol. Poi la Manchester United ha vinto circa 12 coppe nazionali, poi tra FA Cup e Europa varia, e poi ha vinto Champions League, 3 Champions League in totale. Il miglior giocatore della storia del Manchester United, che ha segnato, che è anche il capocannoniere dello United a livello di storia. E Wayne Rooney, con le sue prestazioni e roba varia, e ha segnato circa 253 gol in 559 presenze. E, il miglior allenatore, senza ombra di dubbio, è stato Ruben Amorim. Sì, sì, vabbè, no, Ruben Amorim, scusatemi, volevo dire Alex Ferguson, che poi quando si è ritirato, quando Cristiano Ronaldo è ritornato al Manchester United per la seconda volta, e poi è arrivato Ten Hag, che è stato fino a ottobre, settembre, no, fino a poco prima di maggio della scorsa stagione, più o meno, più o meno. Poi al momento c'è Ruben Amorim. Poi il peggiore allenatore del Manchester United, ve l'ho appena pronunciato, cioè Ten Hag. Vabbè, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, che è fondamentale per la crescita del nostro canale e della nostra community, e lasciate un bel like. Ciao!